Allora, accennava per una cosa importante sull'ISEE, vero? Sì, esatto, sul nuovo ISEE. Allora, il nuovo ISEE prevedeva ormai, perché è stata superata da una sentenza del Consiglio di Stato, questa cosa, prevedeva che si dovessero conteggiare tra i redditi non so, conteggiare il diritto ad avere i contributi da parte della Regione, sto parlando di persone non autosufficienti, prevedeva che si dovessero conteggiare anche per esempio la indennità di accompagnamento, cioè quelle provvidenze economiche che sono previste per la disabilità. Il Consiglio di Stato ha detto di no, che quello non è che faccia reddito l'indennità di accompagnamento, è un riconoscimento ad una, come posso dire, condizione di sfavore di una persona rispetto ad un'altra. Quindi chi chiede una provvidenza, no, e deve presentare l'ISEE, come aveva previsto la normativa, inserire tra i redditi anche l'indennità di accompagnamento è assolutamente sbagliato. Allora dico a tutte le persone che hanno presentato il nuovo ISEE e che si sono viste magari negare, non so, l'assegno di cura da parte della Regione proprio perché non rientrano più nei limiti di reddito, lo devono rifare proprio alla base adesso di questa sentenza e quindi potrebbero rientrare ad avere diritto, insomma, a cose alle quali per le quali non erano più idonei. Okay, quindi spero di essere stata chiara. Rifate l'attenzione perché c'è questa cosa che è molto importante. Nel dubbio andare presso le sedi SPI-CGIL sempre a disposizione per dare tutte le informazioni del caso. Il discorso dell'assegno di accompagnamento è rilevante perché magari chi non ha compreso bene, mi rendo conto che non sono cose semplicissime, rivolgetevi alle sedi competenti. Ricordiamo, perché siamo arrivati in chiusura, che comunque dicevo questa è la settimana, comunque ci sono diversi eventi sul territorio, quali sono? Allora, ne illustriamo alcuni, insomma, delle varie province. Allora, a Verona si sta organizzando un reading con il gruppo teatrale Fuori Tempo dello SPI, che è proprio una compagnia teatrale fatta da pensionati e pensionate, in collaborazione anche con la rete degli studenti media. Ecco, ci teniamo sempre molto a fare iniziative in collaborazione con le nuove generazioni. Sono importantissime e questo sarà proprio per festeggiare l'importante anniversario dei 70 anni del voto alle donne. Sì. E in più ci sarà anche il giorno 11 l'inaugurazione di una bella mostra sui lavori della donna in collaborazione con l'Ivres. A Venezia un calendario ricchissimo, praticamente tutto il mese, e anche qua un incontro su le donne emancipate nel mondo del lavoro, perché bisogna anche così far vedere che ci sono anche donne che nel lavoro svolgono dei ruoli importanti, insomma, no? Dare la giusta valorizzazione e in più altre iniziative sugli stili di vita, sulla medicina di genere, come dicevo, e c'è un calendario veramente ricchissimo e credo che invito tutte le donne pensionate della provincia di Venezia di recarsi nelle sedi e trova il calendario e così veramente può impegnare il tempo benissimo. A Rovigo l'11 marzo un convegno sulla medicina di genere e qua con illustri ospiti, sono specialisti dell'ULSS soprattutto. E poi a maggio, ancora non è stata fissata la data, invece ci sarà un'iniziativa per presentare i risultati di un questionario sul lavoro di cura. E anche qua sarà interessante, insomma, leggere come si arrabattano le famiglie rispetto ai problemi dei non autosufficienti che devono in qualche modo affrontare. A Belluno il 10 marzo invece ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Un confessionale in pubblico, la piccola posta nei settimanali. È una tesi di laurea che è diventato libro di una giovane ricercatrice e fa riferimento agli anni 50, no? E questo è sempre bello ricordare, riandare al passato. E poi ci saranno iniziative, giri insieme per andare anche a fare qualche visita culturale, per esempio al museo della pietra di Castellavazzo e quant'altro. A Treviso anche qua tutta una settimana densissima di incontri. Si parte con un grande pranzo domenica a Caselle di Altivole,
poi tante visite, tantissime a a tutte le case di riposo della Marca trevigiana, e poi l'8 marzo ci sarà lo spettacolo teatrale alla sera a Oderzo con Primule Rosse e anche un'altra iniziativa con storici che parlano, insomma, dentro una casa di riposo, che parlano proprio di cosa è stata, no? Fa un po' un racconto, un excursus storico delle varie conquiste anche sindacali che ci sono state. A Padova l'8 marzo, proprio il giorno dell'8 marzo, invece avremo un'assemblea generale al mattino delle donne, e qua ci sarà la presenza di Susanna Camusso. Quindi proprio il giorno 8. Quindi il giorno 8 sarà un momento importante, perché si parla di discriminazioni di genere e si presenteranno anche delle piattaforme proprio sulle discriminazioni di genere e sugli servizi, sugli asili nido. Sta fatta una ricerca capillare a livello provinciale, e quindi proprio per vedere quanto difficile è, no, avere questo aiuto. E alla sera invece un grande concerto con Rachele Colombo e Miranda Cortés al Teatro Ruzzante. Sono due cantanti molto, molto brave. A Vicenza, anche qua, durante tutto il mese di marzo, varie iniziative, a Schio in particolare per ricordare il 70° anniversario del voto delle donne, a Lonigo la proiezione di un video sulle donne partigiane del Vicentino, e poi altre iniziative anche nelle leghe più minori, penso all'11, per rimanere, visto che siamo a Padova, insomma a Cittadella ci sarà la proiezione di un film, ma soprattutto la testimonianza di alcune lavoratrici di un'azienda importante che ha chiuso qua in provincia di Padova, la Haier, e che ha visto per 5 mesi un presidio giorno e notte di 120 lavoratori, tra cui anche molte donne, che porteranno la loro testimonianza sul drammatica, esatto. Difficile, perché quell'azienda ha chiuso e loro adesso stanno ricercando un nuovo lavoro. Allora, tutti questi eventi, noi siamo giunti al termine di tutti questi eventi, viene fatta menzione nel sito dello SPCGL, immagino? Sì, quindi nel sito si può trovare tutto, ma poi soprattutto andando anche nelle nostre sedi e mettendosi in contatto con le responsabili provinciali dei coordinamenti donne. Perfetto, quindi in ogni territorio voi siate, dovunque ci seguiate, sappiate che in questo periodo ci sono tanti eventi che vedono coinvolte le donne, anche di carattere culturale, sociale, informativo a vario titolo, sono estremamente utili, e inoltre si possono avere anche tutte le informazioni per quel che riguarda le attività dello SPI e, perché no, anche per il volontariato, chi volesse dedicarsi a questo, perché tante volte ci viene chiesto: ma che cosa posso fare perché ho tanto tempo libero, perché voglio di fare qualche cosa, magari lo SPCGL può dare anche dei suggerimenti utili. Anzi, ci sono delle iniziative in questo senso in più territori, dopo scuola, che sono partiti con insegnanti in pensione, camminate insieme per fare 2 ore di relax insieme, e tante altre corsi, insomma. Esatto, quindi informatevi presso tutte le sedi. Grazie a entrambe di essere state qui con noi con tutti gli aggiornamenti. Naturalmente voi, se avete bisogno di informazioni, chiamate le sedi provinciali competenti e avrete tutte le delucidazioni del caso, ma non lasciate passare troppo tempo, perché poi, come racconta sempre Maria Pissorello, dopo è troppo tardi seguire le varie situazioni e ricostruirle. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, ci vediamo come sempre domani.